Fondamentale perché oggi abbiamo messo insieme una dichiarazione di intenti, una sorta di fidanzamento a quello che sarà il matrimonio vero e proprio, cioè il contratto di fiume. Primo passo per il futuro contratto di fiume dell'Isonzo. Oggi a Saranzano, comune promotore dell'iniziativa, è stato siglato l'accordo tra tutti i soggetti della parte italiana per la tutela, la corretta gestione e la valorizzazione del corso d'acqua. La Regione, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, i comuni rivieraschi, nonché consorzi, ordini professionali e associazioni del territorio che hanno scelto di aderire al progetto. Un patto di responsabilità collettiva tra istituzioni, cittadini e territorio per garantire un futuro sostenibile a uno dei fiumi più simbolici del Friuli Venezia Giulia. E tutti operatori di interessi su questo bellissimo fiume e storico come l'Isonzo, di cui soltanto un terzo, ma quello sbocca al mare con la parte bellissima della oasi naturalistica, è nel territorio italiano. La firma rappresenta l'atto iniziale di un articolato percorso che prossimamente coinvolgerà anche la parte slovena del fiume transfrontaliero. E in questo senso andremo a rafforzare quelli che ormai da 50 anni sono più o meno nei cassetti gli accordi del Trattato di Osimo con la Commissione mista. In questo avremo l'appoggio, oggi era qui la senatrice Tubetti, che farà da pressione importante nei confronti del governo e del Ministero degli Esteri.